Quinta corsa, premio al polo. Cavalli anziani al via sono in 8, 1 Valbadia Jet, Johan Alin Gabor, 2 Oranoschi Etoile, Wolfgang Groot, 3 Ultimo Princi, François Conigliaro, 4 Vanda la Guapa, Gianvito D'Ambroso, 5 Vincent Trio, Marco Stefani, 6 Van Dyck B, Maurizio Cheli. In seconda fila 7 Vento del Pino, Roberto Vecchione, 8 Vancouver Ongi, Salvatore Valentino. Vediamo rinunciare al lancio Van Dyck B. Stacco della macchina, veloci, Ultimo Princi, Vanda la Guapa e Vincent Trio. Alla fine Vincent Trio si distende e va alla corda con Marco Stefani, mentre Ultimo Princi cerca di rientrare a Vanda la Guapa, manovra che riesce, poi Valbadia Jet in terza posizione davanti a Oranoschi Etoile, mentre Vanda la Guapa deve desistere 200 metri in 14,6. In vantaggio quindi Marco Stefani col figlio di Nadal Shiba, Vincent Trio, a condurre. Avanza subito al largo il numero 6 di Van Dyck B, che ha rinunciato a partire, ma ora si porta a diretto contatto del battistrada approfittando del rallentamento. 36 primo quarto. Ora Van Dyck B appariglia il battistrada, mentre secondo rimane Ultimo Princi, Vanda la Guapa di fuori. Poi vediamo Vancouver Ongi, tanto 600 van via in 46,5. Passaggio davanti alle tribune, affiancati Vincent Trio e Van Dyck B. Poi Ultimo Princi, Valbadia Jet affiancata da Vanda la Guapa, lungo la corda Oranoschi Etoile, poi anche Vancouver Ongi, giro in 1-1-4, 14,9 la frazione qui davanti alle tribune. Fa sul serio Van Dyck B, pressa Vincent Trio, poi Ultimo Princi lì secondo, Vanda la Guapa ormai è in cedimento, intanto il chilometro va via in 1,16,6, cerca di spostare Vancouver Ongi ma è poco produttivo, ci prova anche Roberto Vecchione con Vento del Pino dall'ultima posizione. Intanto prosegue il dibattito aperto tra i primi due, retta di là passata in 14,9 con Maurizio Cheli e il figlio di Equinox B che stanno pressando dall'esterno. Si avvicina sempre di più Vento del Pino, si prepara a spostare in terza ruota, è ancora al comando comunque Vincent Trio, Van Dyck B sul passo, poi si lancia Vento del Pino. Ultimi 100 metri con Vincent Trio che cerca lo stacco, ma il più produttivo sembra Vento del Pino al largo di tutti ed è il triplo di Roberto Vecchione. Vento del Pino che viene a vincere su un validissimo Van Dyck B al terzo. Forse tutto sommato un po' deludente Vincent Trio, 1.15.4 la media al chilometro per il figlio di SJ Photo, il training ancora di Holger Ehlert, la guida di Roberto Vecchione per la scuderia Limitless di Matteo Zaccherini. Rivediamo la retta d'arrivo con Vincent Trio che cerca di difendersi ma viene battuto da Van Dyck B dopo percorso esterno, ma lo spunto vincente è quello all'esterno di tutti di Vento del Pino che vince la quota di 3,69.